quando ho finito il militare, ho militato nei gruppi dell'estrema sinistra che c'era a Treviso, ce n'erano diversi. Io militavo in APM, che era la sigla Avanguardia Proletaria Maoista. Naturalmente il nemico più odiato era il Partito Comunista, che era revisionista. Quindi quando c'era il 25 aprile, noi ci rifiutavamo di partecipare assieme a quelli del PC alle manifestazioni noi consideravamo revisionisti, e quindi per conto nostro andavamo dove erano venuti, nei luoghi dove erano venute le uccisioni dei compagni partigiani. E mi ricordo benissimo che il primo di buon mattina andavamo in via delle Maleviste e andavamo a visitare per conto nostro. In quanti eravate? Non ho idea, ma eravamo già, visto che eravamo pochi, noi naturalmente eravamo da proletaria maoista, la maggior parte era di borghesi, la situazione sociale era tutta gente che stava bene economicamente. Forse credo di essere stato l'unico operaio che mi tenevano come relitto e che non mi rendevo conto. Per dire i nomi oppure... Io mi ricordo di un certo Farina, che dopo è andato in Cina, giornalista in Cina, Alberto Farina.